Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, c'è stato l'errore di Joele Cech, va al comando Go1 Laumar, sbaglia Goggia Camma a imboccare la prima curva, si stava un po' appoggiando sul cavallo di dentro, Edoardo Baldi l'ha dovuta tirare su e ha sbagliato, si rimette in coda. Va al condurre Gangbank Bigi nei confronti di Go1 Laumar, in terza posizione Giotto Stella, poi ancora Gianna Dei Greppi che precede John MTT, quindi Gladiatore Lu, poi Guapo MD alla retroguardia Goggia Cam 400 metri in 32 per Gangbank Bigi che una volta effettuata la partenza si è messo a camminare a buon ritmo all'avanguardia e viene a percorrere i primi 600 metri in 45,2 addirittura. Gangbank in netta evidenza, non meno di 20 metri avanti a Go1 Laumar, in terza posizione rimane Giotto Stella, poi Gianna Dei Greppi, quindi Gladiatore Lu che scavalca John MTT e cerca di riportarsi Numero 3, Joele Cech, squalificato. 1-1 per i primi 800 di corsa, la squalifica coglie Joele Cech che era in coda, il quale rinnova la rottura al via e quindi finisce squalificato. Chilometro per il battistrada in 1.16,9, ha rallentato un po' ora Andrea Farolfi che ha lasciato fare la curva con calma al battistrada, un figlio di The Bank e 7 Note Club che completa i 1200 metri in 1.32,1. Si muove con decisione ora Gladiatore Lu che raggiunge Gianna Dei Greppi e la supera, si porta ai lati di Giotto Stella in quarta posizione. Intanto Gangbank Bigi mantiene inalterato il suo margine, una ventina di metri su Go1 Laumar e Gladiatore Lu che continua nella sua progressione esterna. 15,2 la curva di destra, Gangbank Bigi in netta evidenza, Gladiatore Lu che si impegna, passa in terza posizione, raggiunge Go1 Laumar e si ferma un po' lì. La retta opposta alle tribune in accelerazione in 14,6 per il battistrada, 2,2 il miglio di gara per Gangbank Bigi che è avanti ora 30 metri a Go1 Laumar, ha decisamente staccato la compagnia dal primo metro. È un assolo quello di Gangbank Bigi all'ingresso della dirittura d'arrivo. Nel finale Gangbank Bigi viene a vincere come vuole. Non è una sezione del sito nero e arancio, ma è un cavallo interessante che vince nettamente nei confronti di Go1 Laumar. Al terzo posto Gladiatore Lu, 29 ad arrivare, 1.15,8 il ragguaglio cronometrico per il facile assunto dell'allievo di Walter Zanetti, interpretato da Andrea Farolfi per i colori di Rossano Biselli, figlio di The Bank che si impone nettamente, conferma la buona sgambatura e porta a casa un bel successo. Go1 Laumar è secondo, Gladiatore Lu debutta bene e coglie il terzo posto.